Grazie. Gianluigi, un minuto. Isso è stutieresu, sì, mi pare, e dunque gioca in domo. Esatto. Ammonnato sa regione, data un contributo a questo premio, che è il premio di più importo in Sardegna. Politica linguistica è una questione manna, quale è l'idea e quale è l'imposta che la regione vuole dare al suo premio di Zieri. Grazie, buonasera a tutti, grazie innanzitutto per questo graditissimo invito, lo faccio anche e soprattutto a nome del vicepresidente della Regione, assessore alla programmazione e bilancio, onorevole Giuseppe Meloni, che teneva particolarmente a essere qui oggi, però purtroppo per impegni concomitanti non ha potuto partecipare, però ci teneva a mandare il suo saluto e ringraziare ovviamente il Premio Zieri per, ripeto, questo graditissimo invito. Per me è sicuramente un onore prima di tutto da ozierese e poi permettetemi anche questa piccola digressione personale perché un mio avo è quel signore lì, Antonio Cubeddu, era zio di mio nonno. Devo essere sincero, i miei avi hanno trasmesso la passione per la politica ma non il dono della poesia, però comunque sia, devo ricordarlo sicuramente e neanche quello del canto, sicuramente. Però è un onore da ozierese, certamente, è un onore da rappresentante delle istituzioni della Regione Autonoma della Sardegna, non sono il solo, è qui presente in sala anche il mio amico e collega Andrea Dettori, capo di gabinetto dell'assessora Ilaria Portas, alla cultura, istruzione e sport appunto della Regione. Questo testimonia in qualche modo la vicinanza della Regione verso un premio importantissimo e verso quindi una realtà fondamentale per la cultura della nostra isola. Infatti mi sento di ringraziare veramente tanto tutta l'associazione, Vittorio Leda, Marco Fenudi, Pierluigi Saba, la giuria, insomma tutti coloro che veramente mettono impegno, passione e dedizione per portare avanti questa tradizione molto importante e ovviamente a tutte le poetesse e i poeti che sono oggi presenti e che partecipano sempre numerosi alle tante edizioni del premio. È stato un onore anche premiare un ragazzo, premiare un ragazzo giovane. Perché? Perché questo dimostra come effettivamente la cultura non sia un qualcosa che riguardi il passato. Perché se noi contrapponiamo la cultura, il passato al presente e al futuro, allora abbiamo sbagliato tutto. È importante invece, e qui concludo, confermando anche l'impegno in questo della Regione, coltivare quelle che sono le nostre tradizioni, coltivare quella che è la nostra cultura, coltivare quelle che sono le nostre radici, il passato da cui veniamo e quindi la nostra storia, la nostra conoscenza, perché non c'è futuro senza storia, perché se vogliamo che il nostro albero, l'albero della Sardegna, delle nostre comunità sia rigoglioso e fiorente, deve avere delle radici ben piantate per terra. Quindi veramente grazie per quello che fate e oggi avete anche dimostrato e sempre dimostrate che si può coniugare la cultura, le tradizioni anche con l'innovazione. Se riuscissimo veramente a coniugare queste due realtà sarebbe perfetto e il premio Zieri arriverebbe sicuramente ai 100 anni. Quindi concludo e lo dirà sicuramente anche il mio collega Andrea Dettori, confermando quello che è l'impegno della Regione Autonoma della Sardegna per sostenere queste realtà importanti, il premio Zieri che è la più importante del suo campo, nei mezzi e negli strumenti che individueremo ovviamente insieme. Grazie ancora. Grazie.